Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento delle web conference Riqualificare in ZEB. Oggi, come potete vedere, siamo a Brescia. Il nostro ospite è il geometra Alessandro Merigo, che è un Passive House Consultant e un esperto Casa Clima Junior. Con lui andremo a vedere due progetti fondamentalmente. Intanto la saluto, geometra, buonasera. Salve a tutti. Andremo a vedere appunto due progetti, come vi avevo un po' anticipato anche la scorsa settimana per chi era collegato. Andremo a vedere in un primo momento, in prima battuta, una riqualificazione in standard Passive House, certificato Passive House di diversi anni fa, e ne parleremo appunto di questa sua esperienza con il geometra, per poi lasciare la parte finale invece a un progetto più recente, che è una riqualificazione, in questo caso secondo il protocollo a Casa Clima R, di un cascinale che ha qualche anno sulle spalle, diciamo solo così. Prima di lasciare la parola al geometra, io ricordo naturalmente a tutti voi che siete collegati che avete la possibilità di interagire con il nostro relatore attraverso il menu a tendina che avete naturalmente alla vostra destra, dove potete digitare le vostre domande che io di volta in volta andrò a porre al geometra. Vi dico subito che se eventualmente le vostre domande sono di carattere generale, tenderò a farle alla fine al geometra, a meno che non riguardino appunto qualcosa di particolare del progetto stesso, in modo da lasciare appunto la parte finale alla discussione. Detto questo, io auguro naturalmente un buon pomeriggio a tutti voi e lascio la parola al geometra Merigo e andiamo a vedere come è stata fatta questa riqualificazione di un edificio per uffici. Dicevamo, il secondo caso è l'edificio che aveva qualche anno alle spalle, diciamo sulle spalle. Questo è un progetto fatto, forse uno tra i primi progetti passivi in Italia, in particolar modo con questa destinazione d'uso, se non addirittura il primo. Se mi sbaglio mi corregga pure, È uno geometra. dei primi, diciamo che è uno dei primi, non il primo assoluto, però uno dei primi È uno dei sicuramente. primi, insomma. Io adesso le lascio la parola e andiamo a capire cosa è stato fatto e cosa ha fatto appunto in questo progetto. Prego, geometra. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Una breve presentazione, sono come detto il geometra Merigo e mi occupo da diversi anni, da più di 10 anni, di efficienza energetica. Diciamo che il mio compito come studio è un po' quello di guidare chi si avvale delle mie prestazioni a sviluppare il concetto energetico dei propri progetti, che sia un professionista, che sia un'impresa o che sia un privato. Diciamo che l'obiettivo, diciamo, dal punto di vista energetico, dove mi sono un attimino più specializzato, è sul discorso un po' casa clima, per poi approfondire un attimino di più il discorso degli edifici passivi tramite il Passive House Institute. Una breve introduzione prima di iniziare ad addentrarci nell'argomento di oggi, che normalmente mi piace fare riguardo al discorso della ristrutturazione, perché finché parliamo di edifici di nuova costruzione, sostanzialmente abbiamo in mano il progetto e al di là di qualche limitazione che ci possiamo trovare nell'ambiente circostante, diciamo che abbiamo la cloche in mano e quindi riusciamo un po' a modificare ed adeguare il nostro progetto a quello che è diciamo, l'obiettivo che si vuole raggiungere dal punto di vista estetico, piuttosto che dal punto di vista energetico, acustico, eccetera, eccetera. Quando invece purtroppo ci troviamo davanti a una ristrutturazione, lì diciamo, il campo dove possiamo agire diventa parecchio limitato. E mi piace portare sempre un esempio che ristrutturare è come, e faccio l'esempio della macchina. Cioè se noi abbiamo una macchina che è stata pensata per determinati scopi e determinati utilizzi e vogliamo diciamo ammodernarla per cercare di aumentarne le prestazioni
e cercare di migliorarne magari anche l'aspetto estetico, ci troviamo che abbiamo insomma a dover avere a che fare con delle limitazioni del caso, come per esempio questa 500. Se noi dovessimo pensare di portarla a diventare una macchina da competizione, potremmo raggiungere un obiettivo abbastanza, diciamo, soddisfacente, arrivando ad avere un'elaborazione di più o meno di questo tipo. Però cosa succede? Succede che essendo la partenza una 500, non possiamo pensare di arrivare ad ottenere una Ferrari o le prestazioni da Formula 1. Purtroppo siamo limitati da che cosa? Dalla struttura di questa macchina, diciamo, dalla forma di questa macchina, che ovviamente più di tanto non potremo andare a modificare, e soprattutto anche dalle prestazioni del telaio piuttosto che di altri componenti che sicuramente potremo andare a incrementare, ma non, diciamo, a livelli eccelsi o oltre un certo limite non ci permetterà di poter raggiungere determinate prestazioni. Bene, lì sugli edifici esistenti più o meno, diciamo, incontriamo lo stesso tipo di concetto, cioè abbiamo un edificio che è stato pensato per determinati utilizzi, è stato pensato con determinate normative. Sicuramente questo edificio avrà delle potenzialità da poter sviluppare e su questo bisogna andare a lavorare, però purtroppo non possiamo raggiungere con tutte le tipologie di edifici tutte le prestazioni che magari gradiremo di raggiungere. Ci sarà quello, l'edificio classico, che magari riusciremo a portare in ristrutturazione passiva e quindi raggiungere il grado massimo, diciamo, di efficienza energetica attraverso la riqualificazione, attraverso la prestazione passiva. Ci sarà quello che purtroppo magari ci dovremo accontentare di raggiungere un limite inferiore, perché magari l'ambiente circostante, l'ubicazione, la struttura stessa dell'edificio, la conformazione anche architettonica dello stesso non ce lo può permettere, e quindi ci dovremo accontentare delle prestazioni inferiori. E detto questo, iniziamo a vedere il primo esempio di oggi. L'esempio è un edificio a destinazione di uffici. Il committente è il signor Bosio, rappresentante, che poi cercheremo di capire un attimo anche che cosa fanno in questi uffici. E l'edificio, come vedete, è un edificio a corte realizzato, prefabbricato fine degli anni 90, più o meno metà degli anni 90. Questo progetto in pratica partiva da una base che era questo edificio prefabbricato realizzato nel 1996. Abbiamo fatto un intervento più o meno 8 anni fa, dal 2012 al 2013, da quando abbiamo iniziato a fare il progetto e poi abbiamo sviluppato il cantiere. E ci troviamo a Rovato, in provincia di Brescia, e questo è un edificio che ha una metratura anche abbastanza limitata rispetto a quello che potrebbe essere un intervento consistenza, nel senso che abbiamo 105 metri quadri soltanto di superficie utile su cui intervenire. E l'intervento ovviamente è una ristrutturazione. La cosa un po' anomala è che nel 2012 di edifici passivi, come accennava prima la signora Vasti, ce n'erano veramente pochi, sia dal punto di vista residenziale sia dal punto di vista, diciamo, a destinazione di uffici ancora di meno da questo punto di vista qua. E quando il committente, cioè il signor Bosio, mi ha chiesto per una consulenza riguardo a questo edificio, mi disse: guarda, io voglio raggiungere determinati obiettivi. E qui faccio una premessa: le rappresentanze del signor Bosio sono in materiali edili, e il signor Bosio tratta in pratica isolamenti, guaine e teli o barriere a vapore. E quindi il suo obiettivo qual era della nuova sede? Era quello di ottenere un edificio che potesse replicare il comfort che si provava in edifici ad alta prestazione. E quindi quando abbiamo fatto il nostro primo incontro, ci siamo parlati insieme, mi ha dato questi obiettivi. Obiettivi quali? Raggiungere un altissimo standard energetico. Ovviamente, trattando di materiali isolanti, il suo scopo era quello di far capire la valenza di isolare un edificio. Nel 2012, diciamo, si era appena partiti nel 2007 con la certificazione energetica, ed era appena uscita, tra l'altro, da un anno o due, la normativa ENZEB, che adesso è entrata in vigore l'anno scorso per gli edifici pubblici, e a fine di quest'anno entrerà in vigore anche per gli edifici, tutti gli altri tipi di edifici.
e anche se in Lombardia abbiamo già cominciato a parlarne nel 2015 e li stiamo già realizzando, allora diciamo eravamo un po', tra virgolette, diciamo precursori di questa cosa. Quindi il signor Boso, guardando in avanti, disse no, io voglio realizzare un edificio che come standard energetico possa raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati dalla normativa. E in più che raggiungere gli obiettivi, voglio far capire che il comfort che si trova all'interno di questi edifici è tale da giustificare la spesa di andare a isolare un edificio, che sia nuovo, che sia di esistente, riqualificato. L'altro obiettivo era quello quindi di ottenere un certificato che potesse giustificare i consumi reali dell'edificio, cioè dire sì, io ho seguito una linea progettuale, esecutiva, eccetera, eccetera, voglio suggellare tutto questo mio percorso con un determinato certificato in modo tale da poter garantire a chi mi chiederà come ho fatto ad raggiungere questi standard, poter dire ho usato questo metodo che è validato ed è possibile replicare su altri tipi di edifici. L'altro, raggiungere un altissimo comfort acustico. Come vedremo tra un po', la zona dove è ubicato questo edificio è una zona abbastanza rumorosa e quindi lui diceva, ovviamente mi interessa la parte energetica, ma soprattutto anche la parte acustica, primo perché io ci devo lavorare all'interno e secondo anche perché voglio capire fino a dove possiamo raggiungere, aumentare la qualità di questo ufficio, di questi tipi di edifici e delle eventuali ristrutturazioni che verranno fatte un domani per poterlo spiegare ai clienti. L'ultima cosa, che è un passaggio che non è nato subito, ma è nato durante i lavori, o meglio, durante il 2012 e 2013 c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna con tutte le conseguenti scosse, lo sciame sismico, eccetera, eccetera, e quindi la domanda che si era posto il cliente era sì, io ho comprato questo edificio, è un edificio diciamo prefabbricato, non segue determinati requisiti antisismici, e visto quello che era successo purtroppo anche con i capannoni durante gli eventi che vi ho citato prima, disse sì, va bene, lo sto riqualificando al massimo, però a questo punto se viene il primo terremoto mi crolla in testa, non sto facendo quello che posso. Quindi è nata questa esigenza e abbiamo cercato di sviluppare per il limite del possibile anche un adeguamento strutturale al fabbricato. Ultimo, ma non da poco, ovviamente, tutto quello che poteva essere realizzato doveva essere ovviamente replicabile e proponibile ai suoi clienti qualora avessero chiesto di seguire determinati percorsi di riqualificazione. Ecco che qua abbiamo un attimo tutto il target che aveva dato il cliente per raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Come ci siamo riusciti a raggiungere questi tipi di obiettivi? Allora, la scelta è stata, tra virgolette, quasi forzata, anche se al momento poteva sembrare una pazzia, cioè poi vi renderete conto che l'intervento non è stato sicuramente dei più semplici. E quindi l'idea è stata quella di dire, va bene, se noi realizziamo una passive house, sicuramente riusciamo ad andare all'interno di un meccanismo che ci garantisce di avere dei consumi che coincidano il più possibile con quello che è il metodo di calcolo che viene applicato. Sicuramente è un metodo attento, un metodo preciso, un metodo diciamo anche puntiglioso sotto certi punti di vista, e questo ci poteva garantire una buona riuscita di quello che era diciamo il passaggio tra il progetto e la gestione dell'edificio stesso. In più abbiamo detto la passive house, ovviamente anche ai tempi, adesso è stato un po' implementato il discorso nel corso degli anni della passive house, ma ai tempi le fonti rinnovabili non erano contemplate all'interno del calcolo e quindi avevamo detto no, aggiungiamo anche le fonti rinnovabili, così abbiamo un consumo ridottissimo sul quale possiamo andare poi ancora a ridurre quelli che sono i consumi della rete tramite fonti rinnovabili. In questo caso poi, come vedrete, abbiamo utilizzato un sistema fotovoltaico in copertura. Ovviamente l'obiettivo era anche certificarlo, quindi Passive House si prevedeva anche di poter certificare l'edificio, e qui apro una parentesi, la chiuso, abbiamo trovato il primo intoppo, perché parlando con certificatori Passive House, chi si occupava quindi della suggellazione del certificato finale, era nato il problema che l'edificio, essendo un'unità, non un edificio completo e non avendo in pratica un solaio disperdente da pavimento e un solaio disperdente in copertura, non poteva conseguire la certificazione Passive House. A quel punto lì poi, come vedrete, avremo optato per un altro tipo di certificazione
che in pratica ha validato quello che era il protocollo applicato comunque sempre a livello di Passive House e ci permetteva comunque di avere un certificato che giustificasse diciamo, il percorso eseguito durante questa ristrutturazione. Tra piccola parentesi, così almeno poi tolgo i dubbi, poi magari ne approfondiamo se volete dopo, perché abbiamo scelto Passive House e non Casa Clima, perché Casa Clima era appena partito, mi sembra da poco, il protocollo Casa Clima R, avremmo potuto diciamo, certificarlo in Casa Clima R, ma Casa Clima R comprende una fascia di certificazioni al di sopra della C fino alla classe Gold. E nel certificato, al di là del fatto di avere la scala graduale dell'efficienza energetica come indicato dove ricade l'edificio, ma nella targhetta non ricade se l'edificio è un casa clima Gold piuttosto che un casa clima A o un casa clima B. E quindi l'obiettivo era quello di dire no, vabbè, con Passive House siamo sicuri che è quello il risultato, se lo raggiungiamo e otteniamo una targhetta, quello rimane e quello rimane come obiettivo che ci eravamo prefissi fin dall'inizio da perseguire. Poi, ovviamente l'utilizzo di materiali fonoassorbenti per andare a compensare la parte acustica, l'utilizzo di sistemi di connessione strutturale come vedremo, cioè per andare a rinforzare quelle parti carenti dal punto di vista sismico o dare una certa sicurezza dal punto di vista sismico all'interno dell'edificio, come poi spiegheremo meglio, e poi lo studio di soluzioni che potessero essere ovviamente replicabili come chiedeva il cliente, ma anche dal punto di vista diciamo economico non richiedessero degli sforzi particolari dal punto di vista economico da chi li applicasse. Vediamo un attimo qual era la situazione quindi iniziale che ci siamo trovati. Allora, qua c'è un piccolo rilievo fotografico di quello che era stato eseguito. Allora, nella prima slide in alto a sinistra trovate la facciata prospiciente, diciamo la provinciale, come vedremo poi, che va da Rovato fino a Arbusco, sulla quale in pratica c'è il finestrone a nastro sul quale siamo dovuti intervenire per cercare di migliorare, diciamo, dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista energetico le dispersioni. Poi troviamo successivamente la fotografia degli interni dove c'è una canna fumaria che abbiamo dovuto poi deviare per ovvi problemi di isolamento, problemi tecnici, le murature che erano delle murature in poroton da 25 cm, la struttura prefabbricata con i solai a doppio T e i pilastri con le travi prefabbricate, i serramenti esistenti che erano dei serramenti in alluminio con retrocamera di basso profilo rispetto a quello che abbiamo utilizzato, ma ovviamente dobbiamo pensare che questo è un edificio nato nella fine del 96, quindi comunque un edificio che per i standard di allora rispettava diciamo quelle che erano le normative vigenti all'epoca. Poi abbiamo la muratura che copre la corte, come vedremo poi, dove c'è la finestra che fa la corte a U all'interno del cortile, che è fatta in doppioni, cioè doppioni, in parete a cassavuota condebolmente isolata. Poi abbiamo il particolare della connessione tra travi e pilastri qua in alto a destra. Sotto invece troviamo, in basso a sinistra, troviamo la fotografia del finestrone che poi è stato allargato esistente allora, che dava sulla corte interna, la tettoia che troviamo prefabbricata in cemento armato con la soscorsalina e il pannello di chiusura perimetrale. Poi le altre due foto invece ripropongono più o meno gli altri due spazi che avevamo all'interno dell'edificio con le solite murature che abbiamo, non da ultimo il confine poi come vedremo con il capannone retrostante che era realizzato in muratura di prismi. Quindi una situazione abbastanza eterogenea dal punto di vista delle stratigrafie. Vediamo la pianta stato di fatto, quindi abbiamo in alto abbiamo il finestrone, quello che dava a nord sulla provinciale, abbiamo in basso la zona centrale, la corte sulla quale si sviluppa l'edificio, a sinistra troviamo la scala di accesso dal piano terra al piano primo e poi la conformazione dell'edificio. A destra troviamo la proprietà che è riscaldata, a sinistra la proprietà che è riscaldata e in basso troviamo invece il capannone che non è riscaldato sul quale confina il nostro edificio. Se dal punto di vista prendiamo la definizione di quello che dicono di solito delle passive house, le passive house devono avere una forma compatta. Qua di forma compatta proprio non ce n'è neanche l'ombra.
quindi già questo era un primo ostacolo dal punto di vista della progettazione. Secondo, ci troviamo che abbiamo delle zone, per esempio nella zona nord dove c'è il famoso finestrone, che erano zone comuni di condominio, essendo un condominio commerciale, dove non potevamo sicuramente intervenire dall'esterno, e quindi a quel punto lì ci toccava andare a ripensare a una struttura coibentata dall'interno. Oltre al fatto che la corte comune, poi come andiamo a vedere adesso nelle sezioni, diventava un ostacolo agli apporti solari dell'edificio, e ovviamente questo limitava ancora particolarmente diciamo, la resa energetica dal punto di vista anche dell'obiettivo che ci eravamo posti di raggiungere. E non da ultimo le strutture esistenti, cioè sulla parte, questa qua è la parete diciamo a nord dove c'è il finestrone, avevamo il pilastro e la trave che andavano a, diciamo, a essere adiacenti a quello che era il pannello esterno, e quindi creavano un ponte termico che andava comunque considerato e andava comunque attenuato per cercare di rientrare prima di tutto nei criteri di comfort, ma anche per raggiungere l'obiettivo passive house che ci eravamo raggiunti. Sicuramente un progetto, come vi ho detto, non molto semplice. Qua vediamo invece l'ambiente circostante, cioè in basso abbiamo la Brescia-Milano, la Torino-Trieste, dove c'è la freccia rossa ovviamente e dove abbiamo fatto l'intervento noi, l'edificio dove siamo intervenuti. Vedete anche il fotovoltaico che è stato installato in copertura. A nord troviamo la famosa provinciale che vi dicevo, quindi un ambiente industriale anche dal punto di vista acustico, non un ambiente sicuramente tranquillo come ci si potrebbe aspettare, e quindi anche lì l'esigenza, come vi dicevo prima, di dover intervenire per sopperire a questa esigenza. Veniamo un attimo al progetto. Allora, inizialmente la proposta era stata abbastanza, dal punto di vista progettuale, anche furba se vogliamo. Cioè l'idea era quella di dire, va bene, dobbiamo isolare dall'interno, isoliamo tutto dall'interno e ce la caviamo abbastanza allegramente. Il problema è che tutti gli isolamenti dall'interno andavano a, diciamo, sottrarre della superficie utile di utilizzo agli uffici che dovevano essere realizzati. Quindi diciamo che il cliente questa soluzione l'ha bocciata, e poi vediamo un attimo come l'abbiamo sviluppata. Però diciamo concettualmente l'idea era anche abbastanza buona, nel senso, isolando tutto dall'interno non avevamo interruzioni dal punto di vista dell'isolamento, riuscivamo a gestire un attimino bene dal punto di vista dei ponti termici, e anche sulla struttura della sezione diciamo, l'intervento aveva un senso di semplificazione, cioè andavamo ad escludere tutta la parte in alto del travone WT, che sicuramente rappresentava un problema, andando quindi a creare una scatola all'interno della scatola e assicurandoci la resa perfetta dal punto di vista energetico. Ovviamente il cliente non era contento perché diceva, vabbè, io ho preso 100 rotti metri, me ne trovo che me ne tolgono 10 o 15 solo di isolamenti, questa cosa non mi sta bene, dobbiamo sicuramente andare in un'altra direzione. E diciamo, parlando col cliente e trovando dei compromessi dal punto di vista anche progettuale, la soluzione finale è stata questa, ovviamente. Abbiamo escluso, ma come era già stato pensato prima, il vanoscala non riscaldato, a questo punto tenendolo fuori e tenendolo, come vedremo poi, come un utilizzo particolare che ci è servito poi nella fase finale del progetto. Abbiamo escluso quindi il vanoscala pur dedicandogli uno spazio di ambientazione, uno spazio, creando in pratica uno spazio che fornisse da filtro tra l'esterno e l'interno, ma che non fosse né troppo freddo né troppo, diciamo, troppo isolato come doveva essere la parte restante dell'ufficio. Dopodiché nella parte nord siamo intervenuti isolando tutta la parte dall'interno dove ovviamente non era possibile, mentre invece nella corte comune abbiamo fatto il compromesso è stato, buttiamo un po' di isolamento fuori, un po' minimo dentro, e vediamo di in pratica recuperare dello spazio utile all'interno della struttura stessa. Dopodiché l'intervento grosso è stato agire sulle aperture, quindi è stata allargata la parte centrale, diciamo, del finestrone che dava a sud, è stato allargato anche le due finestre che c'erano diciamo, a ovest, sono state rimodellate in un unico finestrone che dava a ovest, e le altre due, diciamo, dalla parte est sono state mantenute più o meno le stesse, con la differenza che una, essendo una sala riunioni, una l'abbiamo tenuta apribile e una invece
l'abbiamo tenuta fissa da quel punto di vista lì. Nella parte sottostante poi avevamo deciso di realizzare la parte dei servizi che potevano servire all'utilizzo dell'ufficio stesso. Dal punto di vista della sezione qua le cose sono un po' complicate perché il cliente ha voluto utilizzare tutta l'altezza che aveva e quindi abbiamo dovuto spostare quell'isolamento che prima ci tornava utile per andare a evitare il problema del doppio T, abbiamo dovuto annegare il doppio T all'interno dell'isolamento e poi andare a creare un ulteriore isolamento in copertura per cercare di risolvere tutta la questione inerente ai punti termici e alle discontinuità che si sarebbero potute creare all'interno dell'edificio stesso. L'unico vantaggio che si ha con questa struttura, che poi è stata la limitazione che vi raccontavo dal punto di vista della certificazione, è che avendo il piano sottostante riscaldato non avevamo un pavimento disperdente e quindi da questo punto di vista qua ci ha aiutato perché non siamo dovuti intervenire pesantemente, diciamo, sul discorso dell'isolamento della pavimentazione, ma dall'altro ci ha limitato perché comunque ci ha sbarrato la porta per avere la certificazione ufficiale, diciamo, del Passive House Institute e abbiamo dovuto ripiegare poi sull'altro tipo di certificazione. Qua in particolare per far capire il tipo di intervento che è stato fatto sul nodo che vi avevo fatto vedere prima del pilastro e della trave che davano sulla parete nord, quindi abbiamo la parete nord che è completamente fatta in cemento armato, in cemento prefabbricato che dà sull'esterno e quindi tutto il lavoro che è stato fatto di coibentazione del trave WT, del pilastro e della trave. Tanto che la trave, adesso vedete il particolare qua dove c'è segnato 11, la continuità è stata data su tutto l'isolamento della trave fino ad arrivare alla parete opposta proprio per veicolare il discorso del ponte termico e cercare di quindi smorzare anche alzare il discorso delle temperature superficiali interne e quindi evitare problemi di muffa, condensa superficiale, eccetera, eccetera, eccetera. Pareti che siamo stati come trasmittanza più o meno intorno allo 0,10 watt al metro quadro, il solaio qualcosa di meno, allo 0,90, se non 0,009 il solaio e le pareti più o meno tutte intorno allo 0,10 come trasmittanza che abbiamo utilizzato. È stata fatta, già ai tempi era una cosa, adesso sta diventando un po' una routine per qualcuno, la verifica dinamica della condensa perché isolando le pareti così pesantemente dal punto di vista energetico il rischio era che si potesse creare della condensa interstiziale all'interno delle stratigrafie. Sebbene poi, come vedete, spiegherò più avanti, abbiamo utilizzato addirittura una barriera a vapore, ma non per scelta progettuale, ma diciamo per scelta veicolata dal cliente, come spiegherò io dopo. Quindi comunque una verifica dinamica della condensa è stata fatta, dava un risultato diciamo positivo nell'arco degli anni, non accumulava diciamo pesanti quantità di umidità e quindi questo ci ha permesso poi di poter lavorare in questo senso. Un'altra verifica ovviamente dovuta a diritto ma che ai tempi comunque era ancora un attimino poco utilizzata, l'analisi dei punti termici e della verifica della temperatura superficiale. Qua vedete classico nodo, in questo caso era il nodo della terrazza dove si è intervenuti quindi col doppio isolamento esterno, isolamento interno e vedete il pilastro dove il pilastro prefabbricato che esisteva all'interno e quindi qui su tutti gli elementi adesso mi sembra che erano per l'edificio più o meno sono stati 21-22 nodi costruttivi, sono stati tutti analizzati dal punto di vista della perdita del flusso e della garanzia dell'assenza di formazione di muffa e di condensa superficiale. L'ultima cosa, non da poco, abbiamo fatto anche l'analisi luminotecrica all'interno degli ambienti per cercare di rendere gli ambienti meno bui possibile. Dopodiché, dal punto di vista domotico, invece, dove non c'era la possibilità, abbiamo compensato con il dimeraggio di tutte le luci presenti all'interno, in modo tale da avere una illuminazione uniforme durante tutto l'arco della giornata e anche delle stagioni. L'ultima che vi dicevo, la verifica del comfort acustico, dove sono stati fatti i calcoli dei requisiti passivi di tutte le stratigrafie delle stanze che c'erano e anche dei serramenti, in modo tale da cercare di essere sicuri di aver raggiunto quello che poteva essere l'obiettivo di avere un clima abbastanza silenzioso all'interno della nostra ufficio.
Vediamo un attimo alla parte di cantiere, che è la parte un attimino più, non dico divertente, ma più ostica rispetto a quello che poteva essere il progetto, sebbene non è stato un progetto, tra virgolette, lineare e abbastanza diciamo, di facile concezione. Allora, prima di tutto ricordo che ci trovavamo nel 2012, sì, non eravamo nel 2000, ma non siamo anche nel 2020. Quindi qual è stato il problema? Il problema era che dovevamo trasferire a chi operava in cantiere le modalità di intervento, che non erano le classiche modalità di intervento per un cantiere, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo, ordinario. Questo cosa voleva dire? Voleva dire non fare, diciamo, lezione di fisica tecnica, come ho scritto qua, veramente in senso lato, cioè in senso vero e proprio, ma in senso lato, cioè andare a spiegare il perché di determinate scelte che si sono fatte dal punto di vista di materiali, nastrature, sigillature, eccetera, eccetera, a chi avrebbe operato in cantiere. Anche perché chi ha operato in cantiere diciamo, era delle aziende che collaboravano con la ditta, con il cliente, con Bosio, e quindi lui gli disse, va bene, prendiamo queste ditte qua, le portiamo in cantiere, gli spieghiamo come fare, perché un domani, se dovessi proporre un intervento, ho già anche degli operatori che hanno avuto questa esperienza, che quindi possono tranquillamente nell'altro cantiere andare a replicare quello che abbiamo realizzato qui da me. Quindi lo scopo qual è stato? Com'è che abbiamo operato, diciamo, dal punto di vista pratico? Abbiamo preso queste maestranze, abbiamo fatto una riunione ovviamente in cantiere, abbiamo montato la macchina del blower door test per fargli capire cosa fosse il blower door test, cosa misurasse, perché bisognava misurarlo, e con i disegni esecutivi dell'edificio abbiamo fatto una specie di lezione di come andava costruito l'edificio. Non vi dico, tra virgolette, la sorpresa da parte diciamo, degli operatori nel momento in cui la macchina ha cominciato a far funzionare la ventola, nel sentire, perché poi essendo l'intervento non ancora iniziato, si potevano comunque tranquillamente riuscire a sentire sulle pareti piuttosto che sui serramenti gli spifferi dell'infiltrazione di aria, che ovviamente con il blower door test vengono diciamo, enfatizzati. E quindi da lì abbiamo trasferito forse il concetto, dico forse perché poi comunque qualche problemino in cantiere poi lo abbiamo avuto, però almeno il concetto principale del perché bisognava operare in un certo modo piuttosto che un altro. E devo dire che in parte questa cosa ha funzionato e ci ha aiutato poi comunque sicuramente a raggiungere quello che è stato l'obiettivo finale, come vedremo poi di seguito. Qua porto alcuni esempi di come siamo intervenuti. Per esempio, qua vedete la parte del vano scala, si vede vicino a dove c'è il parapetto la parte di isolamento che è stata realizzata, che andava annegata nel massetto, che faceva la separazione termica su quella che poi sarebbe stata poi costruita, quella che era la parete, un debole isolamento a terra che abbiamo messo comunque per attenuare il ponte termico che avevamo dalla parete nord rispetto al piano sotto, che ricordo che era riscaldato, ok? E poi si intravedono le tubazioni della ventilazione meccanica che saliranno all'interno della parete, oltre che qua sulla destra troviamo il collettore dei tubi della ventilazione meccanica che erano stati annegati nel massetto dell'alleggerito che era stato già realizzato in questo caso. Poi qui invece l'intervento un po' più sostanzioso che è stato fatto, quello un po' più critico della parete a nord, abbiamo in pratica la soluzione è stata quella di dividere il finestrone che c'era in 3 distinte finestre che adesso non si vede dalla fotografia, ma i telai, i falsi telai in legno sono stati montati su una struttura in legno separata da quella che era la parete prefabbricata in cemento armato, quindi è stato interposto tra questa struttura in legno e la parete ancora dell'isolante, e poi a sua volta davanti, come vedete adesso nella parte finita, è stato costruito anche l'altra parte di isolante che restava, per poi andare a montare poi successivamente la struttura in cartongesso annegata a sua volta nell'isolante per andare a chiudere e completare quella che era la struttura progettata. Quindi vedete le 3 specchiature, in basso vedete l'effetto finale di come è venuta la parete finestrata alla fine dei lavori. Qua invece i cassonetti per l'alloggiamento anche dei frangisole esterni, cosa che ovviamente è stata studiata e è stata pensata, ormai al giorno d'oggi queste cose sono un po' di routine,
ai tempi potevano essere di routine, ma non lo erano proprio così, tanto è vero che alcune soluzioni dovevano essere un po', non dico improvvisate, ma realizzate dal punto di vista un po' artigianale, perché non c'erano tutti i componenti che c'erano al giorno d'oggi. La cosa che voglio far notare qua è che è stata tagliata completamente la pensilina che c'era prefabbricata per togliere il punto termico che avrebbe creato problemi dal punto di vista anche delle perdite di flusso piuttosto che dal punto di vista della condensa superficiale. Quindi tutta la pensilina che c'era che girava sulla corte interna è stata completamente tagliata e sostituita e annegata all'interno poi dell'isolamento, la parete, come vedremo poi. Qua invece l'isolamento delle troppe travi a T, quindi vedete che è stato interposto sotto ogni T, vedete l'isolante NPS bianco dello spessore di 3-4 cm, la chiusura con l'USB per poi andare a mettere il telo di barriera al vapore che è stato messo e l'annegamento all'interno con la lana di vetro per isolare quindi il punto termico dovuto al doppio T che avevamo. Qui invece l'isolamento all'interno della corte dove è stato utilizzato della lana di roccia spessa 20 cm e allora non era proprio così una cosa così scontata da trovare ai tempi. Bene, vediamo la tenuta all'aria. Tenuta all'aria, sono stati innastrati tutti i serramenti ovviamente su tutte le giunte eccetera eccetera, sia dentro che fuori, e in più, come torno a ripetere, adesso vi spiegherò il perché, abbiamo realizzato una barriera al vapore. Allora, dall'analisi che avevamo fatto con igrometrica, con il WUF in quel caso, cioè l'analisi della verifica della dinamica della condensa, risultava che avendo un sistema di ventilazione meccanica, ci saremmo potuti permettere, come si usa adesso normalmente in quasi tutti i cantieri, erano appena riusciti tra l'altro in quel periodo, mettere un telo a igrovariabile per la trasmissione diciamo dell'umidità. Cosa fa il telo igrovariabile in pratica? Quando c'è troppa umidità la spinge verso l'esterno, quando all'interno c'è poca umidità permette all'umidità all'interno della muratura di entrare all'interno dell'ambiente, quindi mantenendo sempre asciutta quella che è la stratigrafia che c'è all'interno della parete. Tutto bello se non fosse che il signor Bosio a un certo punto dice no, scusami, stiamo facendo l'intervento a casa mia, io non vendo i teli igrovariabili, non ho possibilità di farli, ho la barriera a vapore perché non utilizziamo quella. Quindi la soluzione quella che è stata, utilizziamo la barriera a vapore, va bene. Quindi abbiamo incelofanato tutto tipo una scatola del caffè per intenderci e abbiamo coperto tutto con questa barriera a vapore. Faccio notare il particolare, vedete che in alto al soffitto ci sono i tubi dell'unità interna che arrivano dalla macchina esterna della pompa di calore. Questi tubi abbiamo dovuto fare un passaggio all'interno della controsoffittatura per scavallare quella che era la trave che vi trovate di fronte. Quindi sono stati fatti questi passaggi tutti sigillati con questi tubi che uscivano, che a sua volta poi sono stati sigillati all'interno della loro struttura per cercare quindi di creare i collegamenti che altrimenti ci avrebbero compromesso diciamo l'altezza sotto la trave, avremmo dovuto abbassare ulteriormente l'altezza della trave che già di per sé era abbastanza bassa rispetto diciamo a quello che era la copertura generale. Quindi anche lì ingegnarsi per fare tutti questi passaggi non è stato sicuramente per chi ha eseguito anche a mettere questa barriera a vapore qua, anche se era a colla, non è stato sicuramente un lavoro di semplice realizzazione. Abbiamo fatto ovviamente il test del download test sia in fase B che in fase finale e in fase B all'inizio non è andato benissimo, ma poi abbiamo trovato il modo per poterlo fare, quindi siamo riusciti a recuperare. Abbiamo fatto uno 0,55 mi sembra, 0,55 che è il risultato finale che poi è stato confermato con il test di tipo A. Sicuramente su una struttura di 100 metri realizzata in questa maniera qua non era un risultato sicuramente scontato, ma non era neanche un risultato di facile diciamo, da raggiungere facilmente, dato soprattutto, come vi ho detto, che comunque per le maestranze che c'erano era il primo approccio a un edificio di questo tipo, quindi non avevano pregresse esperienze, vedi Casa Clima, vedi altri edifici da questo punto di vista qua. Quindi direi un risultato più che buono dal punto di vista di tutto l'insieme. Vediamo un attimo gli impianti.
Sugli impianti, qua vediamo l'impianto fotovoltaico che in pratica abbiamo potuto realizzare, parlando di limitazioni che dicevamo prima, anche qui limitati perché non tanto perché non si poteva realizzare su tutta la copertura, ma perché comunque il tetto era in comproprietà con quello del piano di sotto e giustamente il cliente dice no, io non vado a comprare un diritto da parte di un'altra persona per cercare di massimizzare, dobbiamo farlo nella nostra competenza, quindi metà del tetto è stato realizzato e l'altra metà è rimasta come volere del cliente, ma anche giustamente dal punto di vista diciamo delle proprietà, è rimasta a disposizione della proprietà sottostante che un domani avrebbe potuto comunque realizzare il suo impianto. Pianto mi sembra più o meno intorno ai 5 kW. Una cosa che voglio far notare è che tutta la guaina che è stata realizzata è stata verniciata con della vernice reflex. Questo ha permesso di abbassare sensibilmente le temperature superficiali della copertura e quindi far soffrire meno, diciamo, quella che era la copertura dal punto di vista del regime estivo e migliorarne le prestazioni. Tra l'altro, un'altra cosa che abbiamo ottenuto, che è stata anche involontaria, ma è una conseguenza dovuta, il fatto che di avere questa vernice reflex ha permesso di migliorare anche leggermente il rendimento dei fotovoltaici, perché comunque fotovoltaico più in un ambiente caldo più rende di meno, in questo caso mantenendo la superficie sottostante fresca e areata tramite queste selle che vedete in PVC che sono stati montati dove sono stati montati i pannelli, ha permesso di ottenere un rendimento migliore dal punto di vista della produzione di energia elettrica in estate. Qua vediamo l'impianto di ventilazione, come è stato montato all'interno delle sue distribuzioni, quindi i collettori, le tubazioni varie. L'impianto di climatizzazione, che non vi ho parlato, l'impianto di climatizzazione è stato realizzato con una pompa di calore della Toshiba messa esternamente da 4 kW e 3 unità interne, di cui una la vedete qua nella fotografia. Normalmente non hanno bisogno di altro durante l'esercizio, quindi è ampiamente superiore alle esigenze del fabbricato che dai calcoli più o meno era intorno al kilowatt e mezzo di potenza necessaria per essere riscaldato. L'impianto domotico, adesso vi spiego il perché anche la vanoscala ci è tornato utile, perché in pratica l'impianto domotico che è causa di surriscaldamento in estate per l'energia che produce, l'abbiamo cacciato dentro nelle scale. E quindi questo ci ha permesso di ottimizzare, tra virgolette, la climatizzazione dell'edificio in estate, non avendo questo elemento, diciamo, che poteva essere un problema dal punto di vista della gestione in estate. L'unico problema, ma che poi non si è rivelato un problema perché il cliente è soddisfatto, è che questo scatolotto scalda tantissimo il vanoscala, ma quando si varca questa porta qua sulla destra sembra di entrare in cantina. E quindi il cliente dice no, ma va benissimo perché fuori fa caldo, poi la gente entra nel manoscala, fa ancora più caldo, poi quando entrano da me apprezzano in maniera entusiasmante, viene enfatizzato molto di più quello che è la prestazione dell'edificio, quindi soddisfattissimo. Però effettivamente quando si fanno questi tipi di impianti, questi tipi diciamo, di impianti domotici con questi server, il problema effettivamente di questi server è il surriscaldamento, quindi bisogna pensare veramente di gestirli in una maniera corretta per evitare di avere diciamo, troppo caldo all'interno dei nostri edifici durante l'estate. Vediamo l'acustica molto velocemente. Vabbè, abbiamo utilizzato il tappetino anticalpestio, in questo caso è sempre il materiale rivenduto dal nostro cliente, i materiali fonoassorbenti che sono stati utilizzati all'interno e questi pannelli che sono dei pannelli fonoassorbenti che vengono utilizzati nei grandi ambienti per correggere dal punto di vista acustico, evitare quindi di avere l'effetto eco. Diciamo che in questo caso li ha voluti utilizzare il cliente in una maniera anche più artistica, inserendo all'interno delle luci e creando un effetto anche piacevole dal punto di vista estetico. Non da ultimo, questo è il finestrone che dà sul nord, l'effetto diciamo acquario dal punto di vista visivo, ma diciamo barriera, chiamiamola acustica, della parete nord, perché effettivamente la cosa stranissima di quando si entra in questo edificio è che guardando attraverso queste finestre si vedono le auto, si vede il traffico, ma non si percepisce il minimo rumore dall'esterno. E quando si apre effettivamente invece la finestra,
si rende proprio l'effetto, diciamo, di isolamento acustico viene veramente apprezzato, perché la zona, torno a ripetere, è una zona abbastanza rubuosa, quindi dal punto di vista acustico abbiamo raggiunto sicuramente l'obiettivo che ci eravamo pregressi, fissati. Dal punto di vista invece dell'adeguamento strutturale, torno a ripetere, un'esigenza che è nata durante i lavori per il discorso degli eventi successi nell'Emiliano. A questo punto abbiamo realizzato delle piastre, contropiastre di fissaggio, per far sì che cosa? Per far sì che durante lo scorrimento del terremoto, cosa che poi adesso tra l'altro avvengono non con delle piastre, ma avvengono con dei giunti già realizzati dal punto di vista del prefabbricatore, è stato realizzato tutta quella serie che potevamo realizzare di piastre e contropiastre per cercare appunto di limitare l'effetto del crollo dell'edificio e dare, tra virgolette, a chi c'era all'interno dell'edificio la possibilità di poter avere una sicurezza e dire va bene, c'è il terremoto, ho tempo comunque di fuggire verso l'esterno prima che mi crolli addosso tutto se dovesse esserci qualcosa di critico. Qua il quadro completo, più o meno alcune foto del lavoro terminato, e qui il certificato del Passive House Institute d'Italia, che diversamente dal Passive House Institute di Darmstadt ci ha potuto diciamo, certificare quello che è stato il processo che abbiamo seguito dall'inizio alla fine. È ovvio che si è sempre utilizzato il programma, quindi PHPP per progettare, eccetera, eccetera. Torno a ripetere, l'unico tassello che mancava era proprio la possibilità di avere una certificazione ufficiale dal Passive House Institute per questo motivo qua, mentre invece Passive House Institute d'Italia ci è venuto incontro in questa esigenza e quindi abbiamo avuto una certificazione che tutto il processo eseguito, progettuale ed esecutivo, era stato secondo i criteri, diciamo, delle Passive House. Questa Prima esperienza ci ha portato poi... Ecco, prima di passare Pronto? invece al prossimo progetto, mi sente? Ecco, Sì, vorrei sì. fare un paio di riflessioni con lei e anche un paio di domande. Innanzitutto Sì. ci riagganciamo proprio all'ultima parte, al fatto di riuscire a certificare un'unità. Sì, Adesso con il Passive House, quindi non con PH Italia, ma proprio con PH sì. DAD, eccetera, anche se abbiamo naturalmente i legami già diretti in Italia, è possibile certificare una unità, una sola Allora, unità? no, non è possibile tuttora, ma perché diciamo la certificazione segue un po', se vogliamo, prendiamola un po' con le virgolette, i criteri del 110, cioè loro si occupano sostanzialmente del fabbricato intero. Attenzione, fabbricato intero nel senso che è un cielo terra, tanto per intenderci, quindi Sì, sì. potrebbe essere la casetta a schiera, sì, tanto per intenderci, tanto è vero che Ok, il primo edificio certificato Passive House, che è la casa di Kranistein, del sì. dottor Wolfgang Feist, è una Mm, casetta a schiera sostanzialmente, caspita. detto tra noi. Quindi casette a schiera sì, casette singole sì, bifamiliari sì, ma singole unità di appartamenti no, da questo punto di vista no, non è ancora possibile, diciamo Ok, così. perfetto. Così abbiamo chiarito anche un discorso che era emerso la scorsa settimana, tra l'altro. Ah, Sì, era emersa anche questa cosa qua e l'ingegnere non era ancora sicuro perché a lui non era mai capitato appunto di dover intervenire su una singola unità immobiliare. Altra cosa invece che volevo chiederle, anche se lei ha fatto diversi accenni durante la presentazione di questo primo caso studio, la mancanza, allora, innanzitutto della preparazione chiamiamolo degli artigiani per mhm. l'epoca, ma quella è una cosa magari che andiamo a riprendere dopo. Ma la cosa che volevo chiederle io è questa: quanta difficoltà c'è stata nell'affrontare questo progetto per mancanza, se vuole, di componenti, di tecnologie, di materiali specifici? Penso, lei, se non mi sbaglio, deve aver fatto un esempio sui serramenti. Oggi ci sono a disposizione, ad esempio, i monoblocchi, all'epoca no. Penso insomma a tecnologie anche che adesso ci sono e che all'epoca magari forse erano gli albori. Quindi quanta difficoltà c'è stata da questo punto di vista? Se c'è stata. Allora, diciamo che la difficoltà principale è stata soprattutto nel trasferire quella che era, tra virgolette, l'esigenza progettuale al manufatto che serviva in cantiere, come ho detto prima. Quindi, per esempio, la comodità di un monoblocco avrebbe risolto determinate soluzioni.
Non avendo il monoblocco, ci si è dovuti un attimino ingegnare sul discorso di accoppiare il falso telaio con diciamo, il cassonetto e alla base andare a creare del taglio termico con altri materiali. In questo caso abbiamo utilizzato del calcestruzzo cellulare, poi degli isolamenti. È vero che se avessimo avuto un monoblocco la cosa sarebbe stata di facile realizzazione. Idem per la parete a nord, i 3 finestroni che abbiamo realizzato. A un certo punto dovevamo realizzare una struttura che non fosse collegata con la parete esterna e da lì è venuta l'idea, ma sì, facciamo una struttura in legno che ci sostiene tutto con un grosso traverso. Si è chiamato l'artigiano di turno, si è realizzata. Oggi penso che una soluzione del genere probabilmente avrebbe trovato una contropartita con un monoblocco o con qualche altro sistema sicuramente più pratico da utilizzare. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'avevamo gestita con una certa, possiamo dire, anche tranquillità, perché comunque era un po', l'abbiamo visto un po' come un esperimento questo edificio. Tanto è vero che tutte le soluzioni proposte, le cose le soluzioni applicate, le abbiamo viste un po' come proviamo questo, proviamo quello, proviamo quell'altro, anche diciamo che sono stati aiutati tantissimo dall'entusiasmo e dalla volontà anche del committente di voler arrivare per seguire determinate soluzioni. Quindi non è stato un problema dire ma pensiamo a quale soluzione, è stato Certo. coinvolto in tutte le parti. Quindi questa cosa non è stata, diciamo, così pesante come sarebbe potuto essere se il cliente non fosse stato così entusiasta del progetto e avesse detto no vabbè arrangiatevi voi, fate voi, allora lì magari sarebbe stato forse un Mh. problema un attimino più accentuato. Ecco. Certo. Una curiosità che più che altro è è una curiosità mia, e poi anche una domanda poi finale anche su questo progetto. Lei suppongo abbia ancora contatti con la committenza di questo Sì, progetto. sì, A sì. distanza di anni, come si sta in questo edificio, in questi uffici? Allora, È contento il signor Bosio? dico il signor Diciamo Bosi così è contento, preparando ma le spiego anche perché, ma non perché è il mio cliente, perché mi capita di solamente di arrivare con qualche cliente che propongo di fare un intervento simile a questo e mi dicono sì, ma sono abbastanza, diciamo, scettici e allora dico venite con me che non ci sono problemi, chiamo il signor Bosio e quindi lui ci accoglie molto volentieri. E a distanza di anni, l'ultima volta che sono stato da lui, tra l'altro, è stato quest'anno, a distanza di anni è entusiasta di quello che ha fatto, si rende conto che è stato, in un certo senso, se vogliamo chiamarlo, un precursore, se vogliamo mh. definirlo così, di queste applicazioni, di queste tecnologie, ma la soddisfazione che lo esprime tutte le volte davvero non ha uguali. Tanto è vero che poi la sua soddisfazione la trasmette magari ai clienti potenziali che porto e questi poi mi dicono no, no, va bene, ma se la mia succede così va benissimo, hai carta bianca, andiamo avanti, non ci sono problemi. Diciamo che lui si rende conto di queste differenze soprattutto perché tutta la gente che viene va a abitare in edifici di Mh-mh. questo tipo, lavora in edifici di questo tipo, apprezza tantissimo quella che è la qualità dell'aria, la distribuzione del calore, cosa che poi non riscontra in tutti gli altri tipi di edifici, quindi si Certo. rende conto di cavoli, ma come facevo io ad abitare prima in un'abitazione di questo tipo, quando adesso qua mi rendo conto veramente che con poca energia riesco a stare benissimo, mentre invece di là, nonostante bollette strepitose, eccetera, eccetera, mi ritrovavo che insomma non stavo bene comunque. E Mh. quindi, però, purtroppo questo è un problema da trasferire dal punto di vista, diciamo, a parole al cliente, perché finché non lo prova qualcuno direttamente, questa cosa è difficile da trasferire a parole. Sembra quasi che uno fa il venditore, quindi giustamente il vino è buono perché lo dice l'oste, ma in realtà il vino effettivamente è buono. Vero. Però finché uno non assaggia e non si rende conto, questa cosa diventa un po' difficile da trasferire. Guardi, Se io le posso posso fare un piccolo appunto, mh. posso? Sì, sì, prego. Un piccolo appunto, dal punto di vista dei consumi, quello che consuma in un anno tra caldo, freddo e riscaldamento e anche diciamo dal punto di vista della bolletta elettrica è quello che spendeva in una sessione invernale compresa la bolletta elettrica. Allora Quindi la soddisfazione
è altissimo. Certo, certo, quello che volevo dirle io è che parlando 2 settimane fa con l'architetto Benedicter, mi diceva un modo per convincere il committente ad abbracciare questa strada è portarli a visitare e farli parlare eventualmente con altri committenti che ho avuto, per far condividere l'esperienza in modo tale che io non voglio convincerli, però che si parlino pure tra di loro del risultato finale, perché solo così effettivamente si può effettivamente, tra virgolette, convincere qualcuno a percorrere questo sentiero. Prima di passare poi all'altro progetto, un'ultima domanda. Lei può dirci più o meno quanto è costato questo intervento? Se può dirlo, sempre, se lo Più o ricorda. meno, allora, diciamo che è un intervento un po' estremo per la tipologia che era, quindi lì siamo stati intorno ai 2000 euro metro quadro, su per giù. Ok. Sì, sì, beh, certo, abbiamo visto, insomma, anche tutto quello che è stato fatto e tutto, era il biglietto da visita poi per le rappresentanze Bosio, questo, quindi è Lui l'ha logico che, vissuto questo obiettivo da questo punto di vista ecco, qua. quindi l'obiettivo della visita deve essere assolutamente deve attrarre l'attenzione, attirare l'attenzione, insomma, nel miglior modo possibile, quindi è logico che ci possano essere anche questi costi. Passiamo adesso al secondo progetto che è certamente diverso da quello che abbiamo visto fino adesso, per cui di nuovo a lei la parola, geometra. Allora, e oggi cosa succede? Vabbè, a distanza di 8 anni, diciamo che questa esperienza sicuramente un po' dal punto di vista progettuale e dal punto di vista di gestione del cantiere ha aiutato. E questo ci ha aiutato anche a trovare dei punti di forza da poter replicare, che poi era un po' anche l'obiettivo del nostro cliente, da poter replicare sui nostri progetti. Oggi ci troviamo con questo che è l'ultimo, diciamo, degli interventi che abbiamo portato a conclusione, che è l'intervento su un cascinale del 1760. Il cascinale si presentava in questa maniera qua, si trova nel comune di Sabbio Chiesa, nella Val Sabbia, sempre nel Bresciano, e l'obiettivo dei clienti qual era? Era quello di creare una struttura nella propria casa in modo tale da poter non soffrire il freddo. Tenete presente che l'ubicazione di questo cascinale si trova in una valle dove l'inverno non arriva mai il sole arriva intorno alle 11 e va via intorno all'1 del pomeriggio, quindi di fatto non è una valle diciamo all'ombra, quindi sostanzialmente hanno bisogno veramente di sprecare un sacco di energia per riscaldare edifici che non sono sicuramente isolati o sicuramente performanti. Quindi l'obiettivo qual è stato? È stato un po' quello di cercare di ottimizzare il tutto e rendere un po' più semplice il discorso anche dal punto di vista dell'impianto come è stato realizzato dall'altra parte. Questo perché? Perché la zona dove si trova questo cascinale, oltre ad essere angusta, fredda, in fondo alla valle, vicino al ruscello, la passa, eccetera, eccetera, è servita da una rete elettrica, non c'è la rete del metano, ma è servita anche da una rete elettrica che fino a poco tempo, anzi all'altro ieri, perché l'altro ieri ho saputo che stanno facendo i lavori di potenziamento, era sottodimensionata. Tanto è vero che a questo edificio arrivavano poco più di 2 kW scarsi di energia elettrica come carico elettrico. E quindi l'idea, assieme anche al cliente che, tra virgolette, bazzica nell'ambito degli impianti elettrici, è stata quella di cercare di ottimizzare anche dal punto di vista dei consumi elettrici e dell'edificio, ottimizzare tutto quello che potevano essere i consumi stessi. Quindi l'edificio sostanzialmente erano 2 unità che sono state fuse insieme, l'edificio al piano primo, poi sotto abbiamo tutte le stanze che servono, dietro c'è la stalla con le scuderie dei cavalli e tutto il resto. L'intervento qual è che è stato? È stato quello di isolare esternamente, quindi come vedete al tratteggio arancione, tutto l'edificio e cercare di spingerlo nella maniera più possibile dal punto di vista energetico. Quindi serramenti scrimontati, tripli vetri, serramenti tipo edificio passive house. Dal punto di vista, diciamo, degli isolamenti invece esterni, non abbiamo potuto arrivare a stratigrafie dove siamo arrivati dall'altra parte, ma per questioni anche dei balconi che sarebbero dovuti essere rifatti perché a perdere 20-30 centimetri in pratica nel balcone non restava nulla e quindi abbiamo cercato di compensare con un isolamento sicuramente inferiore ma che ci permettesse di poter arrivare a degli obiettivi abbastanza buoni. L'obiettivo buono qual è che è stato? È stato che dal punto di vista impiantistico
questo edificio viene riscaldato soltanto dalla stufa a legna. È stata realizzata una stufa a legna, come vedete qua dal disegno, all'interno della zona giorno, e questa stufa a legna poi con delle canalizzazioni che arrivano nella parte estrema dell'edificio, quindi dove ci sono le due camere più diciamo a ovest dell'edificio, sono stati portati dei canali che portano il calore della stufa, lo portano nelle camere. Mentre invece nei bagni abbiamo adottato dei termoridi elettrici che andavano a compensare la temperatura necessaria. Ovviamente è stato messo un impianto di ventilazione meccanica a cercare di compensare un po' tutto, che aiutava anche nel trasferimento, diciamo, del calore da una parte all'altra dell'edificio. Vi dico che dopo un anno che sono all'interno i miei clienti, diciamo, la soddisfazione è alta, perché quando in zona giorno hanno 21-22, anche per la presenza dovuta dalla stufa, nelle camere trovano la temperatura intorno ai 20 gradi, quindi il calore riesce a distribuirsi in maniera uniforme, e quindi diciamo che il risultato lo abbiamo ottenuto pur non arrivando a standard diciamo eccessivi come potevano essere il Passive House, anche perché dal punto di vista diciamo estetico dell'edificio, l'unico vincolo che ci avevano permesso di fare all'architetto, tra l'altro non ero io il progettista in questo caso dell'architettonico, era quello di allargare la finestra, quella che ci troviamo nella zona del soggiorno, e invece l'obbligo era di mantenere, diciamo, tutta l'estetica, visto che c'era un vincolo paesaggistico, tutta l'estetica dell'edificio come era, diciamo, quella iniziale. Qua vediamo alcune foto del cantiere, quindi vediamo l'isolamento che è stato realizzato con l'EPS addizionato con grafite. Tra l'altro vedete nella parte bassa, per la deumidificazione abbiamo utilizzato un sistema accoppiato con la lana di roccia, con un intonaco silossanico che permettesse di traspirare a tutta la parete al piano terra, perché nonostante abbiamo fatto un canale per evitare l'umidità che arrivasse, la parete risultava ancora parecchio umida, essendo una parete tutta in pietra, e quindi tutta la parte bassa è stata realizzata con della lana di roccia, poi dalla parte superiore è stato accoppiato con delle PS addizionato grafite. Qua sotto vedete il sottotetto dove è stata realizzata la parete che isolava la stanza dal resto dell'edificio, che veniva utilizzato come ripostiglio, non era riscaldato. Va in centro, vedete invece l'isolamento che è stato messo nella controparete interna verso la stalla, e qua invece vedete il disgiuntore termico, chiamiamolo così, della banchina, che è stato realizzato questo elemento, che poi è stato in ferro, che è stata la squadretta che è stata annegata poi all'interno dell'isolamento a cappotto. Qua invece vedete il corridoio con la distribuzione della ventilazione meccanica e i tubi della stufa che vanno a prendere, diciamo, a portare il calore verso le stanze, il collettore nella centrale termica della ventilazione meccanica, e questo, diciamo, il risultato finale, che insomma non è neanche bruttissimo dal punto di vista estetico, anzi è gradevole. Poi vedete la linea, quella che c'è vicino alla porta, in pratica la linea di demarcazione del giunto di dilatazione tra la parte sottostante realizzata con la lana di roccia e la parte sovrastante realizzata con l'EPS addizionato con grafite. Il risultato è la certificazione che è in corso di rilascio, adesso abbiamo chiuso l'iter, quindi dovrebbe arrivare a giorno la targhetta. L'edificio è classe A con 29 kW, l'efficienza complessiva, diciamo, della produzione di CO2 è rimasta comunque alta, nonostante avessimo il camino, diciamo, della stufa, e la certificazione raggiunta con la casa clima R in questo caso, che comunque, come vedete, è una R, ma può comprendere, come vi dicevo prima, varie gradazioni di risultato, sopra minimo è la C e poi arriva fino alla Gold. Eccoci, così io avrei concluso, vi ringrazio un attimo per la vostra attenzione, adesso se ci sono delle domande mi Abbiamo sembrava... ancora qualche domanda che così andiamo a completare. Allora, volevo completare, tra l'altro, una domanda di un partecipante, il discorso dei costi di cui avevamo accennato per il progetto precedente. Lei parlava più o meno di 2000 euro metro quadro, quindi questo partecipante ci chiede, ma allora costa di più una ristrutturazione di questo tipo, cioè quindi questa in passive house, che una ristrutturazione in classe A? Credo che lei No, abbia già sì, sì, specificato, sì. però meglio chiarire. No, allora chiariamo un attimo. L'edificio in questione che vi ho presentato, quindi gli uffici,
come avete visto, abbiamo spinto al massimo tutto quello che si poteva spingere, abbiamo usato su certe determinate soluzioni e ovviamente la soluzione finale di queste diciamo, forzature ne ha risentito. Okay? Tra l'altro la forma dell'edificio non aiutava sicuramente e non avrebbe aiutato sicuramente neanche se fosse stata una classe A. Quindi comunque il prezzo finale è stato dettato dall'insieme della forzatura che abbiamo fatto noi e anche della tipologia di edificio, che comunque è un edificio realizzato a forma U, non è un edificio per forza compatto, non è un edificio diciamo performante dal punto di vista energetico, al di là che si certifichi una classe A, che si certifichi un edificio passivo, e quindi ovviamente i costi ne risentono. Normalmente, e ve lo posso confermare con l'ultimo intervento che vi ho appena presentato, normalmente edifici di questo tipo hanno una differenza di costo intorno al 5-10%. Se a livello passivo normalmente si attesta tra il 10 e il 15%. Perché questo? Perché comunque, come vi ho fatto vedere in questi due esempi, andiamo a spingere tantissimo sugli isolamenti, andiamo a spingere tantissimo sul discorso delle componenti finestrate, che non sono un costo indifferente sicuramente, ma riusciamo a permetterci che, siccome l'edificio ha una bassa richiesta di energia, degli impianti molto più leggeri, molto più economici dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista impiantistico. Questo in parte va a compensare l'investimento che viene fatto sulle strutture. È ovvio che poi un 5, 10%, 15% in più viene a costare la tipologia dell'edificio. Questo paragonato a una classe A realizzata, diciamo, correttamente, tra virgolette. Ecco. Certo. Ok, volevo appunto che si chiarisse un po' questo concetto, perché sennò altrimenti andiamo a demonizzare un protocollo piuttosto che un altro, eccetera. Ma visto che lei ha fatto vedere questi due edifici, quindi hanno seguito un approccio forse progettuale diverso, perché uno appunto aveva l'obiettivo di raggiungere insomma una certificazione passiva, l'altro invece una casa clima R. Le chiedo, c'è una differenza di approccio nel momento in cui si affrontano questi due tipi di progetti che sono diversi tra di loro, diversi per destinazione d'uso, diversi per obiettivi finali, o se comunque c'è un filo conduttore che lega il concetto di ristrutturazione in generale. Allora, diciamo che l'approccio, almeno da parte mia, è lo stesso, nel senso che non cambia dal punto di vista progettuale e dal punto di vista esecutivo. Quello che cambia sicuramente tra le due certificazioni cambia il metodo di calcolo e sicuramente anche l'approccio che viene richiesto, nel senso che dal punto di vista di un passive house viene richiesto un approccio un po' più puntiglioso, un attimino più preciso, sia dal punto di vista del calcolo che dal punto di vista dell'esecuzione, perché è un approccio, tra virgolette, non tanto severo, ma un approccio che punta veramente in alto. Se noi prendiamo una considerazione, una scala energetica che abbiamo classica nella classificazione dalla G alla A, in teoria oltre la A, adesso abbiamo la 4, però se oltre la 4 in teoria dovrebbe esserci il gradino che rappresenta la passive house. Mm. Perché questo? Perché se noi paragoniamo le prestazioni energetiche di una passive house rispetto a una qualsiasi classe A4 piuttosto che una casa Gold di casa clima, normalmente la passive house arriva a un consumo che è più o meno il 50-60% in meno rispetto a una classe A4. Però, non essendoci altri gradini, quando si arriva in classe A4 uno pensa di aver raggiunto quell'obiettivo, ma effettivamente, come torno a ripetere, ci vorrebbe una casellina apposta per la passive house. Quindi per arrivare lì bisogna veramente avere un approccio abbastanza severo per poter riuscire a raggiungere quel tipo di risultato. Casa Clima ha lo stesso tipo di approccio, se vogliamo, dal punto di vista ideale, nel senso che molte cose sono in comune,
Dal punto di vista, diciamo, di certificazione e di calcolo, è un approccio leggermente più morbido. Se vogliamo guardarla così, Casa Clima quando è partita prendendo come spunto dal Passive House, ma ha avuto il grande vantaggio, secondo me, e la grande intelligenza di renderlo leggermente più morbido e applicabile a quello che era un mondo, quando è nata Casa Clima, dove non esisteva la classificazione energetica. E Mhm. quindi Casa Clima è rimasto un approccio di qualità sicuramente, con dei controlli rigidi in cantiere e viene rilasciata la certificazione da ente terzo, ma come d'altronde anche Passive House, ma è rimasto un approccio leggermente, diciamo, un po' più morbido da questo punto di vista qua. Ciò non toglie che l'attenzione progettuale ed esecutiva non debba essere la stessa del Passive House al di là del discorso del calcolo. Perché? Perché comunque anche Casa Clima chiede un test di tenuta all'aria, test di tenuta all'aria diciamo per la Gold coincide con quello dell'edificio passivo, che è una 6. Quindi comunque raggiungere una 6 in un edificio vuol dire che comunque si era lavorato veramente, veramente bene. Sì. E diciamo che è un approccio buono è intorno all'1 diciamo, di un Blower Door Test. Quindi gli approcci secondo me possono essere, se dal punto di vista del calcolo è un po' più morbido il discorso casa clima, dal punto di vista diciamo progettuale e concettuale dell'esecutivo sono molto vicini da questo punto. Anzi, bisogna essere veramente severi per arrivare a determinati requisiti. Ciò non toglie che oggi le maestranze, secondo me, possono raggiungere determinate cose e determinati risultati senza grossi problemi da questo punto di vista qua. Non so se ho Certo. risposto alla domanda o se... Sì, 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 credo proprio di sì. Io vorrei farle due domande sull'ultimo progetto che ha fatto e poi due domande un po', tre domande un po' più generali, diciamo così. Allora, forse è il caso di riprendere la parte degli impianti, la tavola degli impianti che ha fatto vedere, perché ci chiedono Sì? come interagisce la stufa con la ventilazione. Aspettiamo un attimo che si è ruccato, un attimino. Allora, sostanzialmente la stufa, ecco, adesso sono andato troppo indietro. Allora, la stufa lavora come una caldaia, nel senso che vi spiego. Ha una presa d'aria, come vedete, adesso appena mi apre la schermata. Non vuole. Ah, qua. Allora, la stufa ha una presa d'aria qua sull'esterno e quindi poi ha il collegamento con il camino che va, diciamo, all'espulsione dei fumi. Quindi cosa succede? Non prende aria dall'ambiente. Non prendendo aria dall'ambiente e avendo lo sportellino con le guarnizioni dovute, non va a interferire con la ventilazione meccanica che può lavorare tranquillamente. Funziona come le classiche caldaie a tenuta stagna. Prende aria dall'esterno e lo butta direttamente verso l'esterno dal punto di vista diciamo, dell'espulsione dei fumi. Mentre invece i tubi che abbiamo fatto che portano calore nelle stanze non sono altro che dei tubi che sono stati avvolti all'interno, cioè vicino all'anima del camino e poi tramite delle ventole vengono rilanciati dall'altra parte, quindi non prendono aria dall'interno del camino e la buttano fuori, ma prendono aria per il raggiamento dal camino e poi la trasferiscono nelle stanze. Quindi da questo punto di vista qua non c'è bisogno né di particolari sistemi diciamo di bloccaggio, cose del genere, perché proprio lavora separatamente rispetto all'ambiente Rispetto alla interno. ventilazione, ottimo, perfetto. Ci chiedono anche se può darci un'idea, sempre se può, del costo di quest'ultimo intervento. Queste erano le due domande. Sinceramente non l'abbiamo messo per iscritto, però vi posso dire che parlando col cliente non ho la cifra esatta, però mi diceva che si è attestato più o meno intorno al 5-6% rispetto a quello che era il budget che aveva previsto Ah, ok, ottimo, perfetto. Quindi 6% uno, in più rispetto al budget che aveva previsto lui. Tenete certo, presente che la parete in questo caso non siamo quasi a livelli passivi, ma siamo allo 0,17 mi sembra, sotto lo 0,15 di solito, o 0,10 come vi ho detto prima, è un edificio passivo, quindi è più performante rispetto a un edificio sicuramente classificato secondo la normativa nazionale o ENZEB, ma non è così spinto in maniera eccessiva. Ok? certo. Allora, una curiosità che riguarda la sua
attività e la sua esperienza. Un suo collega che è collegato ci chiede se è lei che quando arriva un committente, quando arriva un cliente, propone un edificio eventualmente a uno standard molto elevato come può essere quello passivo, o se è il cliente stesso che viene da lei magari con le idee molto chiare e le dice voglio un edificio passivo, in base alla sua esperienza, insomma. Allora, mi capitano tutte e due le case, tutte e due le cose, nel senso che mi è capitato un cliente che è arrivato e questo mi ha spiazzato, poi abbiamo realizzato comunque un edificio passivo, è arrivato e ha detto no, io voglio fare un edificio passivo, al momento sono rimasto spiazzato, ho detto come? Spiegami un attimo e alla fine questa persona, tra virgolette, si era informata, quindi non aveva tutte le conoscenze, tra virgolette, se vogliamo, Mm. tecniche, ma dal punto di vista concettuale aveva le idee ben chiare. Quindi mi è capitata gente che è arrivata e voleva l'obiettivo dell'edificio passivo, o come in questo caso e negli ultimi casi che adesso sto affrontando, per esempio, Mm. di zone qua vicino a questo intervento, mi capitano clienti che vogliono realizzare dei buoni edifici, ma hanno l'esigenza magari, come in questo caso, di utilizzare dei sistemi particolari. Tipo in questo caso il cliente, ma come altre volte mi è capitato, è arrivato e mi ha detto sì, però io vorrei la stufa a legna. Perché voglio la stufa a legna? Ho il bosco dietro, taglio la legna, è inutile che vado a mettere altri sistemi o cose Certo. particolari. E quindi il progetto da questa esigenza si è sviluppato in questa direzione qua. Adesso tra l'altro ne è un altro che stiamo iniziando la progettazione, stesso discorso, ristrutturazione di un fienile, dobbiamo arrivare comunque ad ottenere l'abitazione del cliente e anche lì mi dice no, io ho la legna quindi vorrei arrivare e quindi probabilmente, anzi sicuramente l'approccio sarà questo, ottenere un risultato di questo tipo garantendo comunque di rispettare diciamo, le imposizioni dettate dal cliente e vedo che funziona abbastanza bene. Ottimo. Una curiosità, sempre di un nostro partecipante, qua una domanda abbastanza risposta, o meglio molto veloce, ci chiedono se lei utilizza metodi BIM. Pronto? Mi sente? Sì, adesso sì, No, adesso sì. ecco, sì, probabilmente forse è scappata un attimo l'audio. No, se per caso lei utilizza metodi BIM in fase progettuale, quindi poi anche di gestione, il Ne cantiere. stiamo utilizzando uno adesso per un progetto che sta per partire. Normalmente no, normalmente Mhm. fino a questa occasione qua non ne ho utilizzati. Ok, perfetto. E io allora le farei un'ultima domanda. Mhm. Ehm, Tra quest'ultimo progetto e il progetto che ci ha fatto vedere, sono passati, insomma, mi sembra 7 anni, se non erro, più o Sì. meno. Ecco. Ehm, che differenza c'è stata? Che differenza c'è? In particolar modo, adesso volevo affrontare la tematica di cui avevamo parlato un po' anche con lei prima, ne ha già accennato lei, riguardo praticamente gli artigiani, le imprese che lavorano abitualmente con lei. C'è ancora necessità di essere fortemente presente in cantiere? C'è invece una certa autonomia rispetto magari a 7 anni fa, eccetera? Perché mi piace un po' in un certo senso condividere questa esperienza perché le risposte sono sempre diverse e quindi volevo capire con lei, vista insomma la sua esperienza e visto anche che comunque ha fatto diversi progetti, sia certificati Casa Clima piuttosto che in standard passivi e certificati passivi, volevo capire con lei, insomma, qual è la differenza, cosa è successo in questi 7 anni? Ma secondo me in questi 7 anni c'è una maggiore, se vogliamo, sensibilità a determinate tematiche. Cioè, se 7 anni fa o 10 anni fa, addirittura quando iniziavo con i primi progetti a chiedere le ansature, le sigillature, poteva sembrare che la gente non sapesse di cosa stavamo parlando, quindi non avevamo neanche, diciamo, l'ABC di queste cose. Adesso una certa sensibilità da parte di chi realizza o una certa conoscenza base c'è. Diciamo che non è tutto oro che ocula al giorno d'oggi, nel senso che Mm. comunque manca ancora parecchio lavoro
soprattutto sugli artigiani che, che lavorano in una determinata maniera, diciamo da questo punto di vista qua. Ciononostante ci sono tante aziende che si stanno formando e si sono formate in questo senso e che quindi hanno la possibilità di poter dare un certo tipo di contributo dal punto di vista del lavoro che va a alleggerire sicuramente il lavoro del professionista che deve seguire i lavori. D'altro lato, in controbilancia, c'è ancora chi invece queste cose non le affronta e non le digerisce e quindi quando si arriva in cantiere più che altro non c'è l'umiltà di dire sì, io questa cosa non la so, nel senso spiegamela. Quindi tutti Certo. dicono si sta bene, si va bene, poi si arriva in cantiere e magari non va bene niente perché ha fatto l'opposto di quello che dovevano fare. Quindi secondo me dipende anche con chi ci si interfaccia da questo punto di vista qua. Sicuramente rispetto a, torno a ripetere, 7-8 anni fa, 10 anni fa, la situazione sta migliorando, però secondo me c'è ancora tanto da Da fare. lavorare. Perfetto, allora. Allora, vista l'ora, tra l'altro, io la ringrazio naturalmente lei, geometra, per aver condiviso, insomma, questi due progetti con noi e soprattutto la sua esperienza, con noi, che l'abbiamo ascoltata, abbiamo visto appunto con lei, le slide. Io ricordo tra l'altro che uno degli ultimi progetti dell'Ingeometra sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista Zero, per cui potete andare a vedere ancora un altro progetto del Geometra. In questo caso qua invece è un edificio di nuova costruzione, quindi non proprio una ristrutturazione. Volevo poi ricordare a tutti voi che siete collegati da casa che tra qualche giorno avrete la possibilità di vedere la registrazione di questa web conference sul canale YouTube di Edicom News. E inoltre vi ricordo naturalmente anche di controllare tutti i nostri appuntamenti sul sito appunto di Edicom Eventi, visto appunto che dobbiamo appunto continuare a far fronte un po' alla situazione in cui ci troviamo a vivere in questi mesi ancora per un po'. Quindi noi abbiamo un'offerta, insomma, da questo punto di vista formativa abbastanza ampia. Per cui ricordandovi solo questo, io vi auguro una buona serata, ringrazio di nuovo il geometra Merigo Grazie a voi. e, e naturalmente io auguro a tutti voi che avete partecipato di poter nel vostro futuro avere appunto a che fare con una ristrutturazione magari anche appunto in standard passivo come abbiamo visto all'inizio di questo appuntamento e perché no magari anche in collaborazione con il geometra Merigo perché come 2 settimane fa aveva detto appunto l'architetto Benedicter e io lo sottolineerò sempre questo è che si parla molto di progettazione integrata, però questa integrazione tra progettisti non è proprio sempre così integrata. Per cui io tra l'altro adesso stavo scorrendo le ultime cose, le porto anche i complimenti dei suoi colleghi che sono collegati geometra, per cui Grazie, grazie a sì, tutti. insomma, ecco, quindi sul fatto che è stato molto interessante quello che ha proposto, ci ha fatto vedere e soprattutto, insomma, i complimenti. Poi io, in qualche modo io e lei ci sentiamo e facciamo un po' tiriamo le fila, insomma, di questo appuntamento. Per cui io naturalmente vi ringrazio tutti e vi auguro a tutti naturalmente buon lavoro e buona serata. Salve a tutti.